È morto nella notte al centro di Aviano, dove era ricoverato da qualche tempo, David Sassoli, 65 anni, presidente del Parlamento europeo e giornalista televisivo. Il mondo delle istituzioni perde un interprete serio ed equilibrato che ha improntato la sua attività europea al confronto e al dialogo, che sono la stella cometa della democrazia. Queste le parole del presidente Zaia. La giornata, ha aggiunto, è iniziata in maniera davvero triste. Andrea Martella del Partito Democratico ha voluto ricordare un uomo di grande umanità. Una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, di grande generosità, di grande umanità, un uomo di equilibrio, un uomo delle istituzioni che ha contribuito a costruire questa nuova Europa che è l'orizzonte dentro il quale con più solidarietà stiamo affrontando la fase difficile che abbiamo da tempo attorno a noi. E quindi il dolore per la sua perdita è davvero immenso e non lo dimenticheremo, un uomo veramente di grande valore. A Palazzo Ferrofini il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricordato tre figure che hanno segnato la storia politica, filosofica e culturale del Veneto. Enrico Berti, filosofo e professore emerito dell'Università di Padova, Antonio Prezioso, insegnante ed amministratore pubblico, e David Sassoli. Innanzitutto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che come capo delegazione italiana al Comitato delle Regioni Europee ho conosciuto personalmente a Bruxelles e del quale mi colpì la correttezza istituzionale ma anche la grande disponibilità umana e l'attenzione posta alle esigenze delle regioni, delle città e dei territori, sentiti come elementi determinanti nell'architettura democratica europea. Come Presidente del Parlamento ha sempre sollecitato l'avvio di un'opera di trasparenza e dialogo con i cittadini, convinto com'era della necessità di rafforzare e rilanciare il ruolo politico dell'Assemblea rappresentativa e di tutto il popolo europeo. Poi il minuto di silenzio dei consiglieri regionali. Tutto il mondo istituzionale oggi si è fermato per salutare il Presidente del Parlamento europeo. Da Roma a Bruxelles, il Premier Draghi ci ha lasciato un uomo di grande generosità, un grande vuoto per il Presidente della Repubblica Mattarella.